Circa 200 persone dipendenti dell'Istituto Papa Giovanni di Serra d'Aiello, giunti a bordo di 3 autobus partiti da Cosenza, hanno animatamente manifestato a Catanzaro davanti Palazzo Alemanni, sede della giunta regionale. I dimostranti continuano a chiedere garanzie sul loro futuro dopo la chiusura della struttura che è attualmente al centro di inchieste giudiziarie. L'azienda ha attualmente in essere un'istanza di fallimento, l'amministrazione giudiziaria ha un'istanza di fallimento. Ora, quale azienda, un'azienda tra l'altro sotto sequestro, quale azienda dovrebbe presentare il piano di rilancio? Un eventuale che subentra, ma durante la fase fallimentare. Oggi però noi abbiamo bisogno di altro e tra l'altro la 223, la legge a proposito, ci permette in caso di fallimento di usufruire di una cassa integrazione guadagni straordinaria. Una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta dall'assessore regionale al lavoro Mario Maiolo e il dirigente del Dipartimento regionale alla salute Antonio Bonura, con i quali è stato deciso di rinviare al 9 giugno la discussione della vertenza in un incontro nella sede dell'azienda sanitaria provinciale a Cosenza. Noi siamo pronti a concedere gli ammortizzatori sociali nella forma in cui l'azienda, in questo caso i custodi giudiziari, individuano quella che è la prospettiva aziendale e quindi dei lavoratori del Papa Giovanni.